Gli antichi platani del Menarè saranno segati. Il destino dei 33 alberi è segnato. Sono passati indenni tra le due guerre mondiali, hanno subito le impiccagioni delle rappresaglie nazifasciste e fatto ombra e da scudo ai partigiani al passaggio della famosa colonna tedesca sul Menarè. E per oltre 30 storici esemplari allineati sull'Alemagna lungo il ciglio della strada, prima dell'ex area Ipsia, è stato deciso l'abbattimento. Tra le priorità l'allargamento della sede stradale che si inserirà nella nuova rotatoria di accesso alla zona industriale per necessità progettuale non eliminabile, e c'è chi è disposto ad impiccarsi simbolicamente pur di non far segare, proponendone alternative. Si fa un'entrata e un'uscita adeguata, adesso vogliamo caricare ancora un Menarè con questo centro commerciale, con le previsioni di aumento del traffico del 50%, che queste sono le previsioni, sono scritte nei documenti, non lo dico, ha capito? Allora vogliamo bene all'ambiente, vogliamo lasciare vivere anche la popolazione che vive di qua, o cosa vogliamo fare? Non si possono tagliare quelle piante, sono plurisecolari e monumentali, da sempre costeggiano il Menarè, hanno resistito agli anni e agli avvenimenti storici, dicono i residenti, e purtroppo anche agli incidenti stradali gravi o mortali. Ora verranno spazzati via per far posto ad un centro commerciale, insistono, ma i lavori sono già stati appaltati sia per la costruzione del nuovo centro commerciale di fronte all'ex Ipsia che per la rotatoria di accesso alla zona industriale di Vittorio Veneto, secondo quanto previsto dall'accordo di programma tra i comuni di Colle Umberto, Conegliano, Vittorio Veneto, provincia di Treviso e Regione Veneto. Un piccolo accesso, ci sono progetti italiani in Austria con piccoli accessi, li hanno adottati, qui in Italia non li adottiamo perché non si può più. Lei deve andare con la telecamera in cima a Scomigo, guardare giù dove c'è l'area di sosta dell'autostrada, lì c'è ancora un'area di proprietà delle autostrade e con un accesso di 350 metri saremo collegati alla zona industriale.